Buongiorno ai titoli di Sicilia 24. I roghi assediano la Sicilia, a Cefalù evacuato un albergo con 700 turisti, una donna è morta nel tentativo di salvare i suoi cavalli. A Bellolampo torna la paura di Ossina, danni e fiamme anche nel Messinese. Marito dà fuoco alla moglie a Pantelleria, la donna in fin di vita, con ustioni sul 90% del suo corpo, fermato l'uomo ferito per il ritorno di fiamma. Ha superato la notte Matteo Messina Denaro, in coma irreversibile da ieri, non più alimentato. Il boss, in fin di vita, è ricoverato nel reparto detenuti nell'ospedale dell'Aquila. Al suo capezzale la figlia. Il mare agitato ferma gli sbarchi a Lampedusa. Adesso è polemica tra Germania e Italia. A Palermo il ministro per gli affari europei Fitto assicura che a giorni arriverà la terza rata del PNRR. A Catania è avviato l'ecotour della quarta municipalità per liberare il territorio dai rifiuti ingombranti. Tanti cittadini che hanno partecipato all'iniziativa, ma la città rimane sporca per colpa degli incivili. Calcio Serie B, prima sconfitta stagionale per il Palermo, rosanero superati in casa dal Cosenza per 1-0, decisivo un gol di Canotto nel recupero. Il Catania presenta Zanellato e prepara la prossima sfida contro il Foggia. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque inizio di autunno di fuoco in Sicilia, a Cefalù evacuato un albergo con 700 turisti costretti a trascorrere la notte alla Palasport. Una donna è morta nel tentativo di salvare i suoi cavalli. Sentiamo Marco Carli. Inizio autunno di fuoco in Sicilia, nel Palermitano, nella fascia tirrenica è stata una notte di paura. Quasi 700 turisti sono stati evacuati dall'Hotel Costa Verde, la più grande struttura alberghiera di Cefalù, assediata da un incendio. In questo video, sui social, le reazioni spaventate di una donna in difficoltà che si dà alla fuga con il figlio. Stiamo scappando ragazzi, l'incendio è arrivato fino a Costa Verde. Tutti fuori ragazzi, emergenza pazzesca, corri! Non è possibile. I 700 turisti che erano stati portati nel locale palazzetto dello sport sono rientrati intorno alle 2 di notte nel resort e hanno anche potuto fare colazione in albergo. Il Costa Verde è in sicurezza, dice il titolare dell'hotel sui social, e denuncia anche la natura dolosa degli incendi. Nel Palermitana, proprio nella zona di Cefalù, c'è anche una donna morta, la 42enne Maria David, che con il padre e il fratello era andata a liberare dei cavalli dalla stalla assediata dalle fiamme in un loro appezzamento di terreno. È stata trovata morta in un canalone vicino all'autostrada. Non è chiaro se la donna sia morta bruciata o a causa delle esalazioni nocive del fumo. Per fronteggiare i tanti incendi è stato disposto il raddoppio del personale dei vigili del fuoco in servizio, oltre a quello proveniente dalle altre province della regione. 36 gli interventi in totale nel Palermitano, 2 canadairi impegnati. Per tutta la notte hanno lavorato 22 squadre, una all'opera anche presso lo stabilimento di Bellolampo, dove si sta procedendo alla bonifica. Incendi anche a Partinico, dove è andato in fiamme un ristorante, a Termini Imerese, vicino all'area dell'ex stabilimento Fiat. L'autostrada Palermo-Catania è rimasta chiusa alcune ore. Sulla 20 chiuso il tratto Buonfornello-Castelbuono. Ed è stata una nottata di grande paura anche nel Messinese, soprattutto nella zona di Sant'Agata di Militello, per gli incendi che si sono sviluppati e hanno messo in pericolo case e abitazioni. Francesco Triolo. Abbiamo cercato di non farla arrivare, di bagnare l'erba, ma è stato tutto inutile perché per esempio la mia casa è stata totalmente demolita. È molto brutto vedere sacrifici da una vita essere impotenti a fare qualcosa per salvare il quanto. Case e aziende minacciate, un incubo durato tutta la notte, soprattutto a Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, dove le fiamme sono arrivate a minacciare decisamente le abitazioni, danni incalcolabili a terreni e colture e notte di paura tra gli abitanti. Ma la situazione è stata drammatica in diversi comuni della zona tirrenica, una situazione talmente difficile che è stata chiusa per diverse ore anche l'autostrada 20 tra Sant'Agata di Militello e Rocca di Caprileone in entrambe le direzioni di marcia, riaperta solo intorno alle 9 di questa mattina. A patti le fiamme hanno minacciato
le abitazioni di Case Nuove e Malluzzo, un vasto incendio è ancora in corso nei territori dei comuni di Falcone e Montalbano di Cona, favorito dall'intenso scirocco che da ore alimenta il vasto fronte di fiamme che ha già distrutto numerosi ettari di uliveti e frutteti. Roghi anche a Gioiosa Marea, fiamme altissime per tutta la notte hanno creato danni ambientali rilevanti mettendo in pericolo anche gli abitanti della zona. Nottata difficile anche a San Pierniceto con attimi di terrore vissuti da alcuni residenti per le fiamme giunte vicino alle loro abitazioni. Alcuni di loro sono stati allontanati per evitare rischi. Fortunatamente questa mattina la situazione sembra in miglioramento, qualche focolaio è ancora attivo, ma già dalle prime luci dell'alba sono attivi i Canadair per evitare che le fiamme possano riacquistare vigore proprio con la forza del vento di scirocco. E c'è stato ancora un altro episodio di violenza contro le donne in gravissime condizioni al civico di Palermo. Anna Elisa Fontana, la donna che stanotte è stata bruciata dal marito Onofrio Bronzolino. Alla base del gesto forse una discussione poi degenerata. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Marsala. Sentiamo Laura Spanò. È in stato di fermo Onofrio Bronzolino, 52 anni, che nella notte, dopo aver cosparso di liquido infiammabile la moglie Anna Elisa Fontana di 48 anni, le ha dato fuoco. La tragedia in casa dei due in via Maggiuloveti, nel centro di Pantelleria. La vittima, dopo essere stata trasportata all'ospedale Nagher, è stata trasferita in soccorso e ricoverata presso il centro Grandi Ustione dell'ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime, ha ustione di 3° grado in tutto il corpo ed è stata intubata. Al momento è ricoverata nel secondo reparto di rianimazione seguita dall'equipe del professore Roberto Pirrello. Si sta facendo di tutto per la paziente, ma le speranze di poterla salvare sono ridotte al lumicino. Anche Bronzolino è stato portato in soccorso in ospedale, presenta ustione al volto. Le fiamme che hanno provocato nella donna ustione sul 90% del corpo lo hanno investito. Ora rischia di restare cieco. Non è ancora chiaro il movente dell'aggressione, forse alla base del gesto una discussione tra marito e moglie poi sfociata nella tragedia, o può anche darsi che l'uomo avesse già premeditato tutto prima e al momento opportuno ha messo in atto il suo piano. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Trapani, coordinate dalla procura di Marsala. Massimo riservo da parte della procura libetana. Bronzolino lavora nel settore edile, mentre la donna in un albergo della città. In paese, dice il sindaco Fabrizio D'Ancona, ancora sconvolto per la tragedia, non si era mai registrato un fatto così grave, solo qualche rissa denunciata ai carabinieri, ma mai nulla di così drammatico. So che ci sarebbe stata una lite e il marito ha gettato della benzina sulla donna, speriamo che possa salvarsi. Solo poche settimane fa a Marsala Angelo Reina aveva ucciso a fucilate l'ex compagna Marisa Leo, la mamma della sua bambina di 3 anni. L'uomo, dopo aver ucciso la donna, si era poi suicidato. Il boss Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile, sospesa l'alimentazione del boss, ricoverato nel reparto detenuti in ospedale all'Aquila. Era stato arrestato il 16 gennaio, alla sua capezzale la figlia che ha riconosciuto recentemente. Tonino De Mana. Come ti chiami? No, l'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. È in coma irreversibile e non è più alimentato. Scorrono i titoli di coda su Messina Denaro, 61 anni, latitante per 30 anni, arrestato il 16 gennaio scorso mentre andava in una delle cliniche più prestigiose di Palermo per sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia. Dopo l'arresto, il capo mafia di Castelvetrano è stato rinchiuso nel supercarcere dell'Aquila, dove è stato sottoposto alle cure per il cancro al colon scoperto nel 2020. Seguito costantemente dall'equipe oncologica dell'ospedale dell'Aquila, curato in cella, dove è stata allestita per lui una sorta di infermeria. Il padrino è stato in discrete condizioni fino al mese scorso. Poi, dopo 2 delicati interventi, la situazione è precipitata ed è stato disposto il ricovero nel reparto detenuti del nosocomio abruzzese. Negli ultimi giorni, visto il peggiorare delle condizioni, il capomafia è stato prima sottoposto alla terapia del dolore e poi sedato. Le visite dei pochi familiari ammessi le scorse settimane sono state sospese. Le condizioni di Messina Denaro si sono aggravate giovedì mattina, quando ha avuto un grave sanguinamento per poi essere colpito da un collasso con parametri vitali compromessi. Nel testamento biologico il boss avrebbe manifestato la volontà di non subire l'accanimento terapeutico con l'utilizzo delle macchine per essere tenuto in vita. Per questo, anche con l'assenso della famiglia, da alcune settimane è stato sottoposto alla terapia del dolore con l'interruzione della chemioterapia. La vita di Messina Denaro è ormai comunque appesa ad un filo. Adesso l'emergenza migranti, mentre gli sbarchi si sono fermati a Lampedusa per il mare agitato, arriva anche la polemica tra Germania e Italia. Eva Spampinato.
Il maltempo dà una tregua agli sbarchi di migranti a Lampedusa, ma l'emergenza continua e si sposta nelle stanze dei governi, con il fronte economico a pesare molto nel dibattito politico. La Germania ha deciso di finanziare le ONG che si occupano di migranti in Italia, sia nell'accoglienza che nei salvataggi in mare. L'annuncio ha irritato il governo. Palazzo Chigi chiede chiarimenti e il ministro dell'Interno, Piantedosi, si dice indignato, anche perché il governo tedesco ha ribadito di non voler accogliere più nel proprio territorio richiedenti asilo che provengano dal nostro paese. Intanto in Italia ci sono altre persone che gridano alla vergogna e alla crudeltà inumana. E la sinistra all'opposizione non vede di buon occhio la novità presente all'interno del decreto firmato da Piantedosi, Nordio e Giorgetti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto prevede che i migranti possono pagare 5.000 euro per restare in libertà ed evitare di finire dentro un centro di accoglienza in attesa dell'esito dell'iter della propria domanda di protezione. Il pagamento sarà a carico del migrante e dovrà avvenire con una fideiussione bancaria. La Sicilia non perderà i fondi del PNRR. La rassicurazione arriva direttamente dal ministro Raffaele Fitto, oggi a Palermo. Marco Gullà. È stato un incontro utile e molto interessante. Abbiamo affrontato diverse tematiche in piena sinergia. Incontro questa mattina a Palazzo d'Orleans a Palermo tra il presidente della regione siciliana Renato Schifani col ministro Raffaele Fitto sui temi della programmazione FSC 2014-2020 e sulla ZES unica per il Sud. Il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla domanda se c'è un rischio di perdere i fondi per i comuni siciliani risponde che si farà di tutto per non perdere nemmeno un euro e che il rischio al momento è abbastanza basso. Il tema è quello di avere una strategia unica, comune, che peraltro ha, oltre al coordinamento delle diverse risorse, la necessità di invertire un meccanismo, e questo è uno dei punti centrali dell'accordo sottoscritto ieri con la Liguria e che sarà alla base degli accordi che anche con la regione siciliana, come con tutte le regioni, porteremo avanti. Non più un importo che viene assegnato e poi si verifica quali sono gli interventi, ma un'inversione del metodo, nel senso che l'importo delle risorse è quello, ma preventivamente l'accordo prevede l'elenco degli interventi con un cronoprogramma preciso e anche con delle previsioni nel caso in cui questi interventi non vengano realizzati. Nei prossimi giorni otterremo le risorse della terza rata e siamo al lavoro, così come ieri abbiamo fatto, presentando la richiesta di pagamento per avere entro quest'anno sempre le risorse della quarta rata, e questo mi sembra che sia, insieme alla modifica complessiva del piano, un elemento di inversione di tendenza molto importante. Per il governatore Renato Schifani saranno 4 anni impegnativi per il governo nazionale e quello regionale. Una breve pausa, torniamo con altri servizi. Guerra ai rifiuti ingombranti, parte l'ecotour della quarta municipalità di Catania che in collaborazione con il comune e la Gema hanno organizzato un punto di raccolta mobile in via Cifali. Tanti cittadini che hanno risposto all'iniziativa. Tonino De Mana. Liberare il territorio dalle discariche abusive e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata è il duplice obiettivo dell'ecotour organizzato dalla quarta municipalità in collaborazione con la Gema ed il comune di Catania. Ed eccolo il punto di raccolta mobile di ingombranti ed elettrodomestici allestito in via Cifali, con molti catanesi che di buon mattino hanno risposto alla chiamata dei consiglieri della quarta municipalità Giuseppe Ragusa e Davide Curia. Siamo contenti che i cittadini catanesi hanno risposto in maniera positiva, in quanto c'è stata tanta affluenza di gente che ha rilasciato materiale ingombrante, RAEE e anche alcune mobili di casa. Quanto è importante la sensibilizzazione? Esatto, questo entra a far parte di un lavoro di sensibilizzazione da parte del Comune di Catania e soprattutto del quarto municipio, al fine di diminuire tutte le discariche presenti nel nostro territorio. Considerato l'ottimo riscontro ottenuto oggi, l'iniziativa si ripeterà per giorno 30 a Cibali, nei pressi di via Toresino. Materassi, sedie, porte, frigoriferi, televisori, anche una scala sono stati depositati su scarrabili e furgoni. Sono iniziative che sicuramente il cittadino accoglie e che servono anche a combattere quel fenomeno
di conferimento selvaggio che vediamo negli angoli della città. Abbiamo insomma questa opportunità, cerchiamo di collaborare conferendo direttamente nelle isole ecologiche mobili. Da una parte i cittadini virtuosi, dall'altra i soliti incivili che deturpano il territorio. Un esempio lampante è il viale Fleming, dove i cuscini in pelle di un divano ed un materasso occupano il marciapiede, ostacolando anche il passaggio dei pedoni. Restiamo a Catania, un'altra iniziativa bella questa volta, perché 800 bambini e adolescenti sono stati protagonisti in Piazza Università della seconda festa dei centri di aggregazione giovanile. Vietnè è stata così animata da attività sportive, giochi, disegno, creatività, promosso dall'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali con la collaborazione dei 18 centri di aggregazione giovanile in convenzione con il Comune. I ragazzi e i tanti volontari hanno ricevuto anche la visita del sindaco trantino e dell'assessore Brucchieri, che si sono intrattenuti per fotomomenti goliardici che hanno suscitato la curiosità dei passanti. Abbiamo incontrato Ester Pantano, l'attrice catanese che negli ultimi anni si è affermata nel mondo delle fiction TV e del cinema. Carattere solare e deciso, tanto studio e preparazione. L'ha sentita per noi Eva Spampinato. Una carriera in piena ascesa, carattere ottimista, una bellezza catanese dalle origini somale, stella emergente delle fiction TV, il pubblico ha amato la modernità del suo ruolo in Macari, al fianco di Claudio Gioè e Domenico Centamore. Non vieni a letto? Vorrei studiare un altro po'. Ma io che faccio? Lei è Ester Pantano, 33 anni, catanese, promessa del cinema con un futuro nel mondo della musica. In questi giorni l'abbiamo vista in scena al Castello Ursino di Catania in Penelope, l'Odissea è femmina. Nei suoi sogni visionari lei riesce a vedere quello che succede, vede Circe, vede tutto quello che fa, vede i tradimenti, vede il suo cedere, vede il suo dimenticarsi della moglie, del figlio, realizza che ha veramente bisogno di trovare la sua strada, di prendere la sua libertà in mano. Ester non vuole rappresentare la classica bellezza siciliana, ha una personalità forte che imprime anche i suoi personaggi. Io sono molto fiera di essere stata scelta dai registi con il quale ho lavorato per interpretare appunto sempre queste donne comunque rivoluzionarie nel loro periodo, nella loro epoca, che hanno assolutamente disarcionato qualsiasi stereotipo e qualsiasi funzione sociale predetta, preordinata. Era il 2018 quando comparve in prima serata su Rai 1 con il ruolo provocante di Trisina Cicero nella Mossa del Cavallo. Il film TV, ambientato nell'Ottocento, è tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Da allora un successo dopo l'altro. Poi è iniziato in Matataranni, c'è stato Macari, ci sono state tutte esperienze che si sono aggiunte, che ho collezionato anche a livello di teatro. Fiducia. Non vale non chiede marito. Ad ottobre la vedremo nella serie TV I Leoni di Sicilia. Anche questa Giuseppina Florio sarà un altro personaggio che accoglie la sua condizione di donna, ma comunque scalcia, scalpita, vuole prendersi quello che è suo e l'amore che è suo di diritto, che è il nostro diritto, che è di tutti, è diritto di tutti essere amati e poter amare. Ester Pantano cosa vuole prendersi? E io voglio prendermi la mia felicità, voglio prendermi quello che sogno veramente. Una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, Serie B nell'anticipo della sesta giornata, sconfitta casalinga per il Palermo alla Barbera, decide un Eurogol di Canotto che regala i 3 punti al Cosenza. Marco Gullà. La prima sconfitta in campionato per il Palermo arriva nel modo più beffardo possibile. Il Palermo cade al Barbera contro il Cosenza che la vince al 91esimo grazie ad un Eurogol di Canotto. Palla all'angolino e nulla da fare per Pigliacelli. Una partita in cui entrambe le squadre avrebbero potuto vincere, sia Palermo che Cosenza hanno avuto diverse chance per sbloccarla, ma le porte sono rimaste inviolate fino al recupero, quando appunto è servita la perla del neoentrato Canotto per decidere il match. C'è grande rammarico
tecnico, perché penso che invece potenzialmente la prestazione meritava un risultato diverso, ma lavorando così secondo me a lungo tempo ci toglieremo delle soddisfazioni. Oggi c'era grande entusiasmo, c'era tanta tifoseria, dunque non aver regalato loro una vittoria ci dà grande tristezza, ma vogliamo prepararci meglio per andare a fare una gran partita a Venezia. Il Palermo non ha giocato male, ma è mancata la giocata. Di Francesco e Di Mariano hanno inciso poco, Brunori è palesemente sottotono, gli manca il gol che tarda ad arrivare. I rosaneri iniziano benino, Di Francesco ha la palla per segnare ma tira debolmente e Micai para. Le occasioni le ha anche il Cosenza che non si difende e decide di giocarsela, atteggiamento che spiazza la squadra di Corini. Ripresa, entra Lund, il Palermo cerca la chiave sugli esterni, ma i calabresi sono ben messi in campo. Lucioni ruba palla e serve Brunori che però tira centralmente. Al 66esimo, clamorosa occasione per il Cosenza, Mazzocchi frena, sterza e calcia, palla che sbatte sul palo. Corini mette dentro forze fresche, Mancuso ha la palla giusta ma tira sull'esterno e allora in pieno recupero e Canotto a siglare un super gol. Il Palermo si arrende, arriva il primo KO in campionato, martedì nel turno infrasettimanale rosanero a Venezia. Il Catania prepara al Massimino la partita di lunedì sera con il Foggia. Zanellato intanto completa il reparto centrocampo dopo l'addio di Palermo. Marco Carli. Il Catania, reduce dallo 0-0 di Monopoli, guarda indietro per capire cosa si può fare meglio, come essere più incisivo, come rifornire con puntualità le punte. La partita in terra pugliese, come spesso avviene in avvio di campionato, ha detto anche cose diverse, per certi versi inaspettate. Il Catania, si diceva dopo Crotone e in parte anche dopo il Picerno, deve concretizzare al meglio le occasioni avute, ma anche provare a rischiare di meno. A Monopoli le occasioni sono state poche, praticamente una sola, mentre dietro la coppia Silvestri-Curado, con l'appoggio di Quaini nel secondo tempo, dà l'idea di essere una garanzia per il prosieguo del campionato. Si riparte da qui in vista del Foggia. La squadra prepara la gara al Massimino, dove alla vigilia parlerà Tabiani, non per la partita contro i rossoneri, ma a breve ci sarà anche Niccolò Zanellato. Queste le sue parole all'arrivo a Fontanarossa, tratte da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Catania è una squadra importantissima per blasone, per storia, con dei tifosi super. Nato a Milano, il 25enne era svincolato dopo la fine dell'avventura con la SPAL. Altro bel colpo, un biennale per lui. Zanellato sostituirà Marco Palermo, trasferitosi alla Lamezia dopo aver rescisso il contratto. Il nuovo arrivato, impiegabile al centro davanti alla difesa, ma anche da interno, è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di trasferirsi al Crotone e poi alla SPAL. Nella sua carriera 28 presenze, una rete in Serie A, 96 gettoni e 5 gol in B. È il 18° nuovo arrivo in rosso-azzurro, se si eccettuano Beters e Chiarella, che sono rientrati dalle società di appartenenza ma che erano al Catania anche l'anno scorso. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, la prossima vi ricordo alle 19. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana.